Il valore tecnico di questa manifestazione è sicuramente di altissimo livello, in quanto siamo nell'anno olimpico e quindi potrebbero gareggiare gli atleti che poi andranno alle Olimpiadi a rappresentare l'Italia. Ancora ufficialmente non si sa chi sono, ma quasi tutti ormai si sono iscritti, quindi il valore tecnico è elevatissimo. E soprattutto saranno presenti quelli che purtroppo sanno già che alle Olimpiadi quasi sicuramente non ci saranno e che però magari avevano preparato una stagione e magari per qualche piccolo infortunio fino adesso non sono riusciti ad avere grandi risultati e vengono proprio a Revine Lago, Tarso, per ottenere questi risultati, magari un titolo italiano da mettere in bacheca. Quindi il valore tecnico sicuramente non si discute, in più con l'aggiunta del campionato giovanile, anche se parliamo di giovani, quindi diciamo che la tecnica dovrebbe passare in secondo piano, ma ha pur sempre un valore, un titolo juniores, un titolo youth, soprattutto conquistato su un campo di gara che non è fra i più facili, con la salita che si ritrovano inserita, gli junior da fare 2 volte e gli youth una volta, quindi un percorso molto tecnico e che valorizza sicuramente l'atleta in sé, quello che sa destreggiarsi sia in salita che in discesa in bici e soprattutto sull'acqua del lago, che non è come nuotare in piscina o in mare, ma è tutta un'altra cosa. 11ª edizione, sì, potrebbe essere diciamo un copia e incolla di altre? No, assolutamente. Anche quest'anno qualche piccolo problema in più da risolvere l'abbiamo avuto. Non ultimo, anzi molto importante, l'abbiamo risolto per tempo, per fortuna, quella del cambio di percorso dovuto a una concomitanza di manifestazioni, quindi abbiamo dovuto ripiegare su un percorso che è nuovissimo, soprattutto parlo della gara di domenica degli age group, mentre per sabato il percorso rimane uguale, identico alle altre 10 edizioni. Il percorso di domenica già ci ha fatto fare delle cose abbastanza nuove e quindi stessa emozione, stessa un po' anche disagio alle volte di incontrare queste piccole difficoltà, ma che abbiamo saputo superarle. Quindi grande concentrazione in questi ultimi 15 giorni, perché di problemi da risolvere sicuramente ce ne saranno, ma noi ormai ne siamo abituati e vogliamo che gli atleti arrivino a Revine Tarso il sabato e alla domenica a gareggiare su un percorso sicurissimo, che non abbiano alcun tipo di problema, che trovino tutto a posto. Siamo concentrati su questi soprattutto perché abbiamo ben chiaro in testa che la manifestazione non è per noi, non è per il pubblico, non è per i genitori al seguito, non è per i tecnici, ma per l'atleta. Mettendo al centro di tutto questo l'atleta risolviamo qualsiasi problema, perché stiamo pensando veramente all'atleta.